E quasi in chiusura del nostro appuntamento ancora in diretta. Buongiorno a tutti da Paola 4. Sono molto contenta di poter parlare di un evento in esclusiva per l'Italia, un'anteprima di Taubook, il festival diretto da Antonella Ferrara, e un festival che ospiterà dove si parlerà di un grande personaggio, e ne approfitto subito per parlare con l'assessore regionale Anthony Barbagallo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno assessore, un evento in esclusiva per l'Italia che rilancia quindi il turismo e non solo, anche la cultura. Assolutamente sì, la regione siciliana sta investendo con convinzione in una forma di turismo culturale che non è soltanto quello tipico degli anfiteatri di pietra siciliani o dei parchi archeologici, ma è anche quello dei percorsi turistici legati alla strada degli scrittori e grandi personaggi che con la loro presenza in Sicilia garantiscono una visibilità straordinaria della nostra isola. È il caso di Isabella Allende, a cui io avrò l'onore di consegnare il premio Sicilia il 3 giugno prossimo a Catania. Al Teatro Massimo Bellini di Catania, quindi la scrittrice riceverà proprio questo premio Sicilia, un premio prestigioso, un riconoscimento molto importante che, devo dire, per la prima volta tra l'altro nella nostra terra ci fa grande onore. Assolutamente sì, esattamente sarà al Teatro Greco-Romano di Catania. Noi speriamo che il tempo ci aiuti e quindi sarà anche l'anteprima della stagione del Teatro Greco-Romano di Catania all'Imbrunire alle 18:30. Sarà appunto una grande emozione. Peraltro il premio D'Allende fa seguito al premio Sicilia che l'anno scorso abbiamo conferito a Sepulveda, quindi c'è anche quest'onda lunga di grandi personaggi della letteratura contemporanea. Successivamente ci sarà un proseguo dal 24 al 28 giugno, quindi continuerà il tutto, no? Continuerà il tutto con il Taubook, che è il nostro premio letterario d'eccellenza della regione siciliana, che quest'anno si arricchirà di un significato particolare, quello che coincide con i 150 anni della nascita di Pirandello, e di un momento particolare legato per la prima volta alla presenza di 40 case editrici che lo renderanno un vero e proprio festival del libro, dove i visitatori avranno la possibilità di acquistare e leggere libri, quindi ci sarà anche questo momento di partecipazione importante. Quindi un momento molto importante, molto intenso, dove ci saranno scrittori, giornalisti, filosofi, artisti, esponenti della società civile e politica, insomma ci saranno tanti incontri e il piacere chiaramente di ospitare una grande scrittrice come Isabella Allende e un grande premio dato proprio da lei, assessore. Assolutamente sì, incrociamo le dita, che dire, siamo convinti che iniziative come queste, in un momento veramente una primavera straordinaria per la regione siciliana, alla presenza del G7 a Taormina, alla presenza dell'autoritratto di Leonardo che arriva a Catania, al Lecce Homo di Caravaggio che è arrivato qualche settimana fa a Taormina, rendono questa primavera indimenticabile per i siciliani. E noi quello che ci auguriamo è che sia veramente un inizio, un grande rilancio per la nostra bellissima terra. Grazie assessore Anthony Barbagallo per essere stato con noi su Studio 90 Italia. Grazie a voi. E noi invece continuiamo con la musica ringraziando l'assessore regionale Anthony Barbagallo. Io do l'appuntamento a domani puntuali con Stelle di Giorno. Da Paola 4 anche per oggi è tutto, vi lascio con divieto di siesta. Ciao!